Salve, io sono Lidia. E io sono Stefania. Noi del Punto Ottico SRL aderiamo al servizio affittasi occhiali con altri 70 ottici in Italia, permettendovi di avere il nuovo occhiale pagando il 60% in meno e dopo un anno si hanno 3 possibilità. Restituire e quindi senza nessuna spesa chiudere il noleggio, riscattare, versare la differenza e diventare così proprietari dell'occhiale, con una dilazione di pagamento effettiva di un anno. Oppure rinnovare, scegliendo una nuova montatura avendo così lenti sempre perfette. Basta compromessi tra qualità e spesa. Montegrappa, tu sei la mia patria, sopra te il nostro sole risplende, a te mira chi spera ed attende, i fratelli che a guardia vi sta e vi sta. O montagna, per noi tu sei sacra, giù di lì scenderanno le schiere, rompenti a spiegate bandiere, l'invasore dovranno cacciare. Montegrappa, tu sei la mia patria, sei la stella che adisce il cammino, sei la gloria, il volere, il destino che all'Italia ci fa ritornare. Montegrappa, tu sei la mia patria, sei la stella che adisce il cammino, sei la gloria, il volere, il destino che all'Italia ci fa ritornare. Quella candida neve che al verno ti ricopre di splendido manto, tu sei puro ed invito col vanto, che il nemico non lasci passare. Contro te già si infranse il nemico, che all'Italia teneva lo sguardo, non si passa con tal baluardo, affidato agli italici cuori. Montegrappa, tu sei la mia patria, sei la stella che adisce, sei la stella, sei la gloria, il volere, il destino che all'Italia ci fa ritornare. Montegrappa, tu sei la mia patria, sei la stella che adisce, sei la stella, sei la gloria, il volere, il destino che all'Italia ci fa ritornare. Ben ritrovati, rieccoci qua nuovamente con i nostri alpini, gli alpini del territorio della sezione ANA Montegrappa. Questa sera siamo a Rossano Veneto con il gruppo Alpini Tenente Cecchere. Guardate che meravigliosa immagine d'insieme, poi scopriremo assieme a voi qual è l'attività che contraddistingue questo gruppo. Ci troviamo in una sede molto bella, molto luminosa, molto spaziosa, la sede del centro alpino in via San Zenone a Rossano Veneto, centro che accoglie un po' il quartier generale dell'attività del gruppo, ma poi vedremo insieme che cosa le penne nere rossanesi fanno nel corso dell'anno e che cosa hanno fatto anche nel corso della loro storia. Naturalmente sentiremo dalla voce di alcuni rappresentanti che cosa viene svolto qui a Rossano, qualcuno parlerà, qualcuno no, ma sono tutti presenti con lo spirito per farvi capire che cosa viene svolto in questa sede e sul territorio. E quindi io saluto subito il capogruppo del gruppo Tenente Cecchere Rossano Veneto, Antonio Polo. Buonasera Antonio.
benvenuto a questa trasmissione, ma anche naturalmente se siamo noi ospiti vostri. Ecco, quindi un gruppo, ho detto, una bella visione d'insieme, un bel gruppo che probabilmente è anche un bel gruppo da gestire, da seguire. Sì, diciamo di sì, comunque è un gruppo solido, un gruppo molto che partecipa e siamo 380 tesserati, di cui ci sono anche gli aggregati, gli amici, un gruppo molto importante. E le attività che facciamo, partiamo già da gennaio con la Befana. Partite subito. Sì, subito, bisogna partire subito, partire e fare le cose fatte bene. Partiamo con la Befana, facciamo la cioccolata in piazza per tutte quante le persone, dopo abbiamo la giornata ecologica con i ragazzi delle scuole, dopo portiamo i ragazzi, li portiamo su in cima a Grappa per visitare tutti i sentieri, per visitare le trincee, tutto quanto quello che riguarda quello che è successo durante la Prima Guerra Mondiale. E dopo abbiamo la festa nostra, la festa importante, quella la Dunata, che quest'anno siamo andati ad Asti, una Dunata molto importante. Il prossimo anno è a Treviso. Spero che qui i miei collaboratori ci siano tutti, anzi vorrei che ce ne fosse ancora di più per fare una bella festa. Dopo abbiamo la Triveneta, abbiamo molte attività, di cui molte attività sono comprese anche le iniziative che ci vengono proposte dalla sezione Montegrappa. Ecco, quindi avete un'attività sezionale, un'attività di gruppo e poi siete presenti comunque nella vita del comune di Rossano Veneto. Esatto, collaboriamo il 25 aprile quando ci sono manifestazioni, quando c'è qualcosa, ad esempio prima mi sono dimenticato, abbiamo anche una marcia, la marcia sempre in collaborazione con le scuole e anche con il comune. Ci diamo da fare, è una cosa reciproca, se loro hanno bisogno noi ci siamo sempre e collaboriamo. Anche abbiamo appena fatto una festa, quella del 4 novembre, insieme con i combattenti e niente, bisogna darsi da fare. Se si vuole essere un gruppo importante, insomma, ecco. Sì, non bisogna dormire sugli allori, ogni volta dare da fare e oltretutto in più di un'occasione è stato ricordato il fatto che comunque voi vi rivolgete anche ai giovani, ai ragazzi, alle scuole. Sì, certamente. In comune, nel comune di Rossano Veneto, se c'è qualcuno che ha bisogno, gli alpini ci sono sempre. Soprattutto le scuole, tutti quanti, perché c'è una collaborazione anche con la Proloco, quello che abbiamo fatto con la Amatrice, la matriciana che abbiamo fatto, che non so, forse avete anche visto i manifesti che ci sono appesi in giro. È stata una bella festa, una bella collaborazione. Abbiamo visto che i gruppi, se si danno da fare, fanno tanto e aiutano la gente. Senta, poi sentiremo qualcuno dei suoi collaboratori, ma dove trovate tutto questo tempo per fare tutte queste cose? Allora, adesso è il tempo, qua ci dovrebbe essere una persona, però non c'è, io non faccio nomi, però lei sa di cosa sto parlando, una persona e anche la mia famiglia, perché io sinceramente il tempo lo porto via la mia famiglia. Certe volte mi dispiace, però dentro di me c'è qualcosa che mi dice che devo essere sempre presente, perché ho fatto il capogruppo perché mi sentivo di farlo, perché mi hanno incoraggiato e quindi bisogna sempre darsi da fare per gli altri. Ecco, questo vuol dire essere alpini e andiamo avanti a scoprire che cosa viene fatto qui a Rossano Veneto. Parlare di alpini vuol dire parlare anche di solidarietà, di presenza nel tessuto sociale del territorio. E come non parlare di una delle attività principali che contraddistinguono i nostri gruppi, le nostre sezioni alpine, cioè la donazione. Abbiamo Lamberto Zen, presidente del reparto donatori di sangue proprio Montegrappa di Bassano, però fa parte di questo gruppo anche di Rossano Veneto. Ecco, reparto donatori sangue, diciamo che è uno degli aspetti più importanti, se non sbaglio, dell'attività di una sezione alpina. Allora, noi siamo nati nel 1962 proprio dagli alpini della sezione ANA Montegrappa, con 3 scopi principali. Il primo è quello di ricercare i donatori e di assisterli nelle loro donazioni. Il secondo è quello di divulgare
il senso il concetto del dono e della solidarietà, e il terzo è di dare l'autosufficienza all'ospedale di Bassano con interventi dei nostri donatori. Ecco, come stiamo andando oggi con questa ricerca dell'autosufficienza, donazione? La gente è sensibile ancora? Allora, noi ogni anno facciamo circa 800 neodonatori, perché abbiamo anche persone, ad esempio come me, che l'anno prossimo vanno fuori, quindi abbiamo bisogno continuo di sostituire le persone che vanno a donare. Quest'anno siamo già arrivati a un più 231 rispetto alle donazioni dell'anno scorso e arriveremo a quota 8.000 a fine anno. Ecco, i donatori ci sono, abbiamo 53 gruppi sul territorio che in gran parte lavorano sempre e collaborano con i gruppi alpini. Ecco, come si trovano i donatori? Come si ricercano? Sono loro che si rivolgono a voi o siete voi che così tastate il terreno tra le persone per promuovere la causa della donazione? Allora, l'azione principale proprio viene fatta dai nostri capigruppo, che contattano personalmente le persone che vedono che sono disponibili a questo dono. Ecco, quindi i capigruppo sempre impegnati. Ecco, per quanto riguarda invece, adesso mi rivolgo a lei come rappresentante di questo gruppo di Rossano Veneto, è un gruppo che al di là appunto dell'attività di solidarietà, di donazione, è un gruppo comunque che ha già una sua storia. Sì, allora questo gruppo è nato nel 1931, ci sono stati diversi capigruppo, fra i quali l'ultimo che ha preceduto la mia, perché anch'io sono stato capogruppo dal 1991 al 2003, era stato Bizzotto, il signor Bizzotto, e che mi ha dato il testimone di poter portare a questo gruppo ad avere una casa. E in effetti nel 1994 siamo partiti costruendo questo ambiente, lavorando di sabato e di domenica, tutto con volontari nostri. L'intervento è stato soprattutto nostro, il Comune ci ha dato soltanto il terreno che abbiamo in proprietà per 40 anni. Quindi voi la sentite particolarmente vostra questa sede? Sì, soprattutto perché l'abbiamo sudata proprio fino all'ultimo, insomma, ecco. Quindi abbiamo anche la volontà di mantenerla proprio perché era una cosa che volevamo fino in fondo. È anche una bella sede oltretutto, quindi è anche un punto di riferimento, possiamo dire, del comune, del territorio. Sì, proprio è stata costruita per essere punto di riferimento, ma non solo degli alpini, dei donatori di organi, e poi è diventata anche punto di riferimento della protezione civile, perché è nato anche il gruppo della protezione civile e anche un coro all'interno di questo gruppo. Ecco, vedete quante cose si imparano con queste nostre chiacchierate, ne impariamo altre, andiamo avanti. Salve, io sono Lidia. E io sono Stefania. Noi del Punto Ottico SRL aderiamo al servizio affittasi occhiali con altri 70 ottici in Italia, permettendovi di avere il nuovo occhiale pagando il 60% in meno, e dopo un anno si hanno 3 possibilità. Restituire e quindi senza nessuna spesa chiudere il noleggio, riscattare, versare la differenza e diventare così proprietari dell'occhiale, con una dilazione di pagamento effettiva di un anno. Oppure rinnovare, scegliendo una nuova montatura avendo così lenti sempre perfette. Basta compromessi tra qualità e spesa. Parliamo ancora dei donatori di sangue, abbiamo un giovane, un boccia, Matteo Bigolin, capogruppo donatori di sangue Rossano Veneto. Abbiamo sentito prima della donazione proprio a livello sezionale, invece per voi del gruppo l'attività della donazione come si svolge, cosa rappresenta? Buonasera a tutti, innanzitutto noi ci occupiamo appunto, come diceva prima il Presidente, di sensibilizzare le persone per quanto riguarda la donazione, per cui noi cerchiamo i donatori, siamo presenti nel paese, sia qui in sede ma anche in altre situazioni con altre feste, e appunto spieghiamo a chi ancora non conosce il mondo della donazione di cosa si tratta. Siamo impegnati sulle scuole, però soprattutto nel territorio del paese. Allora con le scuole promuoviamo con la borsa di studio che organizza il reparto, e entriamo già dalle scuole medie, che è presto per un donatore per essere donatori perché ci vuole la maggiore età, però cominciamo a seminare già in età più precoce, diciamo. Cercate, come dire, di lavorare anche sul futuro. Esatto, esattamente. Cominciamo piano piano per poi proporre
come ogni anno noi organizziamo la cena dei diciottenni, per cui raggruppiamo tutti i ragazzi che raggiungono la maggiore età e gli proponiamo, appunto, gli spieghiamo cos'è la nostra associazione, come funziona, come opera, e se lo vorranno e se saremo stati bravi con la sensibilizzazione, probabilmente avremo nuovi donatori. Quindi a 18 anni non arriva solo la patente. Esattamente, noi diciamo sempre: avete raggiunto la maggiore età, per cui sapete ragionare con la vostra testa, per cui potete realmente fare una scelta di tutto onore. Che risposta avete dai giovani? Beh, non è facile perché è un'età che ci siamo passati tutti, per cui 18 anni ancora si pensa molto a divertirsi, però diciamo che c'è risposta, bene o male ogni anno riusciamo a raggruppare una 15, 20, 25 neodonatori che poi cominceranno nello stesso anno a donare piano piano, e questo gruppo nostro, appunto, come diceva il Presidente, siccome abbiamo quelli che lasciano il posto per i limiti di età, abbiamo sempre il rimpiazzo, insomma, il ricambio. Senta, ma appunto fino a che età si può donare? Si può donare fino ai 65 anni di età, per cui dai 18 ai 65. Possiamo trovare neodonatori che non abbiano compiuto più di 60 anni, possono sia i maschi che le donne, e si può donare sangue, plasma, e ci sono tante cose da spiegare ai nostri giovani, per cui è un bel impegno che il nostro. È un bel gruppo perché siamo oltre 400 iscritti, praticamente quasi 500, di cui 310 più o meno attivi, e 150-200 donatori onorari, insomma, che o non possono più donare o hanno donato, hanno raggiunto i limiti d'età, che però restano a far parte della nostra realtà, insomma. Grazie Matteo, e con la soddisfazione di apprendere che io personalmente faccio ancora parte della fascia di età per donare, c'è ancora qualche annetto, ma tra un po' probabilmente anch'io dovrei lasciare per limiti di età, ma aspettiamo ancora. Ecco, andiamo avanti perché ci sono ulteriori informazioni che possiamo apprendere approfittando della presenza dei nostri amici di Rossano. Quando al raduno va un alpino, nel suo cuore c'è tanta emozione. Guarda il cielo, la sua penna nera, mentre sfila per il tricolore. Cuore alpino, cuore alpino, tu pensi sempre a tutto il tempo passato sui monti. Cuore alpino, cuore alpino, tu sai trovare gli amici sinceri e li fai sognare. Anche se non ha più la divisa, nel suo cuore c'è un sol sentimento, è il ricordo del suo reggimento che scorda
amici sinceri che li fai sognare. Cuore alpino, cuore alpino, tu sai trovare gli amici sinceri che li fai sognare. Cuore alpino, cuore alpino, Parliamo adesso, continuando a parlare di alpini, di protezione civile. Di protezione civile purtroppo si parla sui giornali quando accade un fatto grave per il quale i volontari della protezione civile devono intervenire. Faccio ovviamente riferimento, per quanto riguarda i tempi recenti, al terremoto in centro Italia, ma sono tante le emergenze a cui i volontari della protezione civile dell'ANA sono chiamati per venire incontro alle popolazioni che hanno necessità. Ovviamente anche il gruppo di Rossano Veneto ha i suoi volontari della protezione civile. Il caposquadra è Luigi Baron. Buonasera Luigi, vi vedo con le vostre tenute, quindi siete sempre, come dire, sempre pronti, un po' come a partire, sempre pronti a partire. Tanto che proprio questa settimana sono tornati 3 dei nostri volontari da Macerata, un piccolo paesino limitrofo a Macerata, dove hanno montato delle tensostrutture, hanno messo il comune e anche la chiesa, le sono state praticamente messe in sicurezza. Erano a disposizione del sindaco di quel paese e sono tornati proprio lunedì dopo 5 giorni di servizio. Siamo intervenuti anche gli anni scorsi nelle alluvioni di Vicenza, nelle nevicate nelle nostre montagne, Belluno, Cortina. Siamo intervenuti anche nel terremoto dell'Aquila, quindi interveniamo quando l'ANA nazionale ci chiede i volontari, cerchiamo di soddisfare queste esigenze. Noi poi abbiamo anche il nostro servizio comunale, quindi da gennaio fino a dicembre siamo impegnati anche come servizio del comune, quindi le varie marci, le varie gare ciclistiche, le feste patronali, il 4 novembre, il 2 giugno, il 25 aprile. Avete un'agenda piena. Piena, tanto che poi con i corsi di pronto soccorso settimana prossima abbiamo il primo corso, poi l'altro sabato abbiamo il BLSD. Che cos'è per i non addetti? Praticamente un corso soccorritori, quindi soccorritori e il BLSD per saper adoperare il defibrillatore. Quindi intervenite sul posto, siete a disposizione del comune e poi svolgete anche attività di formazione e aggiornamento. Anche attività di formazione e aggiornamento. Che è necessario oltretutto. Necessario, sì. Ecco, oltretutto quando si parla di protezione civile noi non alpini abbiamo un'idea degli alpini di una grande organizzazione, cioè se voi dovete andare in un paesino vicino a Macerata non andate alla cieca. No, noi siamo coordinati dal nostro coordinatore sezionale o nazionale, tanto che siamo stati avvisati il giovedì sera alle 7 e alle 7 del mattino siamo partiti, quindi in 12 ore eravamo quasi sul posto. Senta, siccome poi dovete intervenire proprio sui posti dove avvengono le emergenze, al di là della preparazione tecnica, quali sono le doti che deve avere un volontario della protezione civile, anche doti spirituali, mentali, essere pronto un po' anche al peggio, insomma? Sì, diciamo che noi facciamo anche delle esercitazioni, noi come ad esempio l'anno scorso abbiamo fatto l'esercitazione Triveneta qui nel Grappa,
quindi lì avevamo un centinaio di volontari tra Vicenza e Padova. Siamo stati alloggiati a Maiga Rossano, dove lì abbiamo praticamente mangiato e dormito. Avevamo 3 cantieri, uno a Maiga Pat, uno a Ponte San Lorenzo e uno a Colcampeggia. E lì abbiamo fatto una grande triveneta, venerdì, sabato e domenica. Quindi possiamo dire che dal punto di vista dell'apporto delle persone, della partecipazione, della quantità dei volontari, la protezione civile è sempre in prima linea? Sempre in prima linea, sempre di supporto a quelli che stanno peggio di noi, cercando di essere umani e consolarli più che... Quindi anche questo serve, quindi un po' di... E adesso naturalmente l'emergenza terremoto è di questi giorni, ripeto, voi siete comunque pronti a una chiamata anche alla vigilia di Natale? Sì, noi abbiamo già in previsione dal 5 al 10 di dicembre un altro turno, quindi appena confermano questo, non è ancora confermato, però per noi dal 5 al 10 siamo pronti a partire. Non vi fermate mai? Mai. Ecco. Non ci fermiamo neanche noi, proseguiamo con la trasmissione. Torniamo ad occuparci di donazione, vedete, o protezione civile o donazione, sempre di aiuto, sempre di solidarietà si parla. E abbiamo qui con noi, in mezzo a questo gruppo, anche Moreno Zurlo, buonasera, che è presidente del gruppo comunale AIDO di Rossano Veneto, ma anche coordinatore AIDO della zona di Bassano del Grappa, donatori organi. Ecco, se non è facile spiegare la donazione del sangue, forse la donazione degli organi è anche un argomento forse più difficile da spiegare alle persone. Certo, non è semplice spiegare questa cosa bellissima, perché quando parliamo di donazione di organi parliamo di un gesto che molte volte salva la vita. Noi ci rivolgiamo a persone sofferenti, persone che sono attaccate a una macchina per poter continuare a vivere dignitosamente la propria vita. Quando la solidarietà si accende e c'è un momento in cui una persona decide di donare e si realizza questa donazione qua, molto spesso da un donatore si moltiplica la vita. Pensiamo che un solo donatore può donare 2 reni, può donare un cuore, oppure può donare le valvole cardiache, può donare pezzi di osso, può donare i polmoni, quindi sono tanti organi che si mettono in gioco e arrivano in tanti posti d'Italia o addirittura d'Europa, contribuendo a ridare speranza, sollievo a tante persone sofferenti, molto spesso anche bambini. Ecco, e quindi se è così importante la donazione, è altrettanto importante è far capire le cose che lei mi ha detto. Come si svolge allora la vostra attività sul territorio? Noi inizialmente parliamo di prevenzione e di rispetto della nostra vita. Questo dono bellissimo che abbiamo, dobbiamo cercare di conservarlo nella maniera migliore possibile. Innanzitutto per noi stessi, poi se dovesse capitare l'occasione per dare qualcosa di noi agli altri. E quindi noi facciamo interventi nelle scuole, sia nelle scuole elementari che nelle scuole medie, con nostri esperti. Abbiamo dei programmi che si indirizzano verso gli alunni e spiegano la bellezza del dono, il rispetto della vita, la prevenzione delle malattie. Poi abbiamo incontri che facciamo periodicamente con la popolazione, per questo ci appoggiamo anche agli esperti, i medici del locale ospedale di Bassano del Grappa, in particolare al coordinatore locale di trapianti, che è il dottor Marco Baiocchi, che ci sostiene e collabora con la nostra associazione per portare questo messaggio anche da un punto di vista tecnico e scientifico. Oltre a questo, in molte occasioni annuali, durante le feste paesane, noi siamo presenti con i nostri gazebi, i nostri volontari, allestiamo dei punti di informazione in cui distribuiamo materiale e rispondiamo alle domande che le persone ci pongono. E quindi le persone sono sensibili al vostro messaggio? Qui a Rossano Veneto, parlando del nostro comune, abbiamo 711 iscritti nel nostro gruppo comunale, sono quasi il 10% della popolazione residente, un buon numero, e dobbiamo registrare che nella storia di questo gruppo, di questo paese, abbiamo avuto circa oltre 20 donazioni da parte dei nostri concittadini nel corso di vari anni, quindi penso che quanto è stato seminato ha dato anche dei frutti sul territorio. Complimenti, siete soddisfatti o come si dice si può dare di più? Si può senz'altro dare di più. Ricordo che in Italia la lista d'attesa è di oltre 9.000 persone e ogni anno, gli ultimi dati, sono circa 3.000 donatori, quindi 3.000 trapianti in confronto a 9.000 persone che aspettano un gesto, quindi abbiamo altre 6.000 che ci stanno qui nel cuore e per le quali vorremmo poter fare di più. Bene, un messaggio importante che diffondiamo anche attraverso il teleschermo. Un altro ospite qui nella sede del Centro Alpino di Rossano non ha il cappello d'alpino perché non è un alpino,
è però una delle persone grazie alla quale noi possiamo parlarvi, perché naturalmente una trasmissione televisiva ha bisogno anche di sostenitori che credono nel progetto di comunicazione come questo progetto che diffonde l'attività degli alpini attraverso la televisione. Alessandro Velludo, buonasera. Lei è? Buonasera intanto a tutti quanti. Io sono un incaricato di vendita della Forever Living, che è un'azienda americana che propone, comunque si propone per prodotti per la salute e la bellezza. Sostanzialmente è un'azienda che non vuol essere il sostituto del medico, ma un supporto, una soluzione di prevenzione di quella che possa essere la soluzione che purtroppo poi si dovesse verificare. Ecco. E quindi nella fattispecie questa prevenzione come viene proposta? La prevenzione per noi viene proposta in maniera molto semplice. Ho ascoltato un po' anche le interviste di prima e si svolge sostanzialmente un po' nella stessa maniera. Ci proponiamo, facciamo un meccanismo di passaparola, quindi sensibilizziamo le persone a quello che possa essere non l'uso del medicinale chimico, ma il supporto al medicinale chimico con delle soluzioni naturali. Questo vorrebbe poter essere chiaramente un grosso vantaggio, perché la chimica crea una dipendenza e il naturale tendenzialmente mi slega dalla dipendenza che dovrei avere in quel senso. Ecco, grazie allora, e adesso proseguiamo con i nostri alpini di Rossano Veneto. Barcollo ma non crollo, perché sono un alpino, mi piace bianco e rosso, mi piace solo il vino. Se vado alla dunata ne bevo più di 1000, ma poi alla sfilata il cuor mi fa scintille. Tira su il gomito e tira sulle braghe e canta in compagnia il canto dell'alpini. Tira su il gomito e tira sulle braghe e canta in compagnia il canto dell'alpini. Barcollo ma non crollo, barcollo ma non crollo, barcollo ma non crollo, e viva noi alpini! Barcollo ma non crollo, io tengo sempre duro, se non ho più il bicchiere io bevo nel cappello. Ho il vino nella pancia, ho il comandi capitano, comandi colonnello. Tira su il gomito e tira sulle braghe e canta in compagnia il canto dell'alpini. Tira su il gomito e tira sulle braghe e canta in compagnia il canto dell'alpini. Barcollo ma non crollo, barcollo ma non crollo, barcollo ma non crollo, e viva noi alpini! Tira su il gomito e tira sulle braghe e canta in compagnia il canto dell'alpini. Tira su il gomito e tira sulle braghe e canta in compagnia il canto dell'alpini. Barcollo ma non crollo, barcollo ma non crollo, barcollo ma non crollo, e viva noi alpini! La scolpita in un tronco d'abete un bel pastorello, dall'altare di quella cappella lei guarda la valle. Poi qualcuno colori e pennello l'ha un di pitturata,
ora è il simbolo di ogni viandante che passa di là. Madonnina dai riccioli d'oro, stai pregando, su dimmi per chi? Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo. Tu d'estate sei lì sotto il sole, e d'inverno tra il gelo e la neve, al tepore della primavera, circondata dai fiori sei tu. Filo diretto col paradiso, dona ai malati un conforto, un sorriso. Prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Son passato un mattino d'autunno sul verde sentiero, la Madonna dai riccioli d'oro, non c'era mistero. Dalla nicchia deserta mancava quel dolce tesoro, un viandante che passa davanti pregar più non può. Madonnina dai riccioli d'oro, stai pregando, su dimmi per chi? Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo. Tu d'estate sei lì sotto il sole, e d'inverno tra il gelo e la neve, al tepore della primavera, circondata dai fiori sei tu. Filo diretto col paradiso, dona ai malati un conforto, un sorriso. Prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Pastorello pittore di un tempo, c'è urgente bisogno di voi. La Madonna dai riccioli d'oro, ritornate a rifare per noi. Filo diretto col paradiso, dona ai malati un conforto, un sorriso. Prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Siamo cristiani e siamo figli tuoi. Abbiamo detto che ci troviamo all'interno del centro alpino di Rossano Veneto, una sede spaziosa, una sede funzionale, e questo centro alpino ha anche il suo presidente, che è Luigino Chiurato. Luigino, buonasera. Allora, questo spazio è uno spazio importante, voi come lo gestite? Lei da presidente cosa ha da dirci? Ma niente, questo l'AXI in pratica è nato nel 2010. Ecco, l'AXI è Associazione Sportiva Dilettantistico-Culturale. Esatto, per dare la possibilità, per rispettare le nuove normative che sono uscite e dare la possibilità alle varie associazioni di poter entrare. E purtroppo dobbiamo tesserarli un po' tutti, perché, anzi un po' tutti, perché le nuove normative ci obbligano a fare questo. E abbiamo circa 700 tesserati che possono entrare sia per organizzare delle varie cose, cene o altro. Quindi questo diventa non solo un centro alpino per gli alpini, ma un centro alpino per la comunità. Esattamente, per la comunità. L'importante è che si facciano soci e pagano una piccola quota per le tessere, e sono soci, possono entrare, e poi noi facciamo anche attività sportiva, attività culturale, e quello che ci capita, quello che ci chiedono, in pratica se abbiamo la possibilità di farlo lo facciamo. L'importante è avere sempre movimento allora qua dentro.
Esattamente, è quello che speriamo che continui, perché sennò altrimenti dobbiamo chiudere. Ma ci mancherebbe altro, allora iscrivetevi. Ecco, questo proprio. Abbiamo bisogno anche di volontari che ci danno una mano sul lavoro, perché siamo tutti quanti volontari qui dentro al centro e siamo un'ottantina di volontari che si danno da fare e sgommano fisso. Bene, quindi il lavoro non manca mai. No, non manca mai. Gli alpini protagonisti della vita del territorio del comune, ma protagonisti anche da un punto di vista della loro rappresentanza all'interno delle istituzioni anche comunali, perché un alpino, un rappresentante del gruppo di Rossano Veneto, buonasera, che è Giuseppe Siviero, è presidente della casa di riposo Centro Anziani Villa Aldina di Rossano Veneto. Ecco, cioè, gestire una casa di riposo è un'attività veramente degna di nota, ci sono tante cose da seguire. Sì, praticamente seguire la casa di riposo Rossano è difficile, perché le case sono mantenute con le rette degli anziani e coi tempi che corrono ci sono pochi contributi da parte dello Stato e quindi dobbiamo in tutte le maniere cercare di trovare le risorse per poter far sì che i nostri anziani rimangano e vivano all'interno della struttura in maniera, diciamo, decente e salutare. Certo, perché chi ancora non ha genitori anziani, non li ha avuti, magari non ha idea che cosa sia una casa di riposo. Chi li ha avuti, parlo per me, invece lo sa. È comunque un centro dove gli anziani trovano assistenza, trovano comunque una risposta, tra virgolette, umana alle loro esigenze. Certamente sì. Oggi come oggi gli anziani autosufficienti ne entrano pochi, di anziani autosufficienti ne entrano pochi in casa di riposo, perché se possono rimangono a casa con la badante o con i parenti finché sono autosufficienti e gestibili nel proprio ambiente, ma quando non sono più gestibili trovano alloggio in queste strutture che servono per far sì che possano essere seguiti, curati e mantenuti e assistiti nel miglior modo possibile. Senta, lei è solo un presidente o anche un presidente alpino? Cioè, quanto di alpino dà nella gestione della casa di riposo? Parlo del cuore alpino. Cioè, io dico gli alpini sono un sintomo di solidarietà, onestà, coraggio e presenza in tutto il territorio. Basti dire che per la nostra casa di riposo gli alpini sono sempre disponibili, anzi noi abbiamo quasi 40.000 metri quadrati di giardino da gestire e abbiamo i volontari alpini che vengono a fare questo lavoro. Quindi complimenti ancora agli alpini, protagonisti di tante piccole e grandi storie che magari non finiscono sui giornali, ma sono la vera cronaca, la vera linfa della vita comunitaria. Proseguiamo il nostro viaggio alpino, ma prima c'è una domanda che mi ero dimenticato di fare al Presidente della Casa di Riposo. Presidente, lei quanto prende a fare il Presidente della Casa di Riposo? Neanche rimborso spese, gratuitamente, perché la legge Amadia, ultima che è uscita, dice che che le persone che sono in pensione non possono avere incarichi istituzionali retribuiti. Quindi se uno è in pensione e che vuole fare un lavoro come lo faccio io, come Presidente della Casa, deve farlo gratuitamente. Bene, io farei facciamo un applauso al Presidente, che poi un applauso a tutti voi, perché ogni vostro intervento meriterebbe un applauso. Proseguiamo il nostro viaggio conoscitivo veloce, abbiamo anche un consigliere sezionale, Renato Campagnolo. Buonasera, consigliere della sezione a Montegrappa. Ecco, allora lei in qualità di consigliere cosa ha da dirci? Quali sono un po' le novità dal suo punto di vista, quello che sta facendo? Beh, io è un anno e mezzo che sono dentro il Consiglio stato eletto e faccio parte della Commissione di Grandi Opere e stiamo recuperando la palazzina, non so se tutti lo sanno, che la palazzina di via Venezia del caserma Montegrappa è stata data alla sezione Montegrappa, quindi stiamo recuperando quella palazzina là come la famosa ex palazzina comando. Palazzina comando, sì. Abbiamo fatto già degli interventi e adesso la prossima settimana ci troviamo un'altra volta come commissione per vedere come andare avanti per il recupero, diciamo, della palazzina. Poter avere tra le mani, tra virgolette, la caserma Montegrappa cosa rappresenta per voi? Beh, io non ho fatto il militare a Bassano, però l'ho fatto a Belluno,
però cioè, per me andare dentro in caserma è come rivivere i 20 anni, cioè la vita militare quando avevo 20 anni, cioè vedere quei posti dove, come ho detto, non ho fatto a Bassano, però le caserme erano un po' simili, era sempre il Sesto, quindi si rivive un po' quegli anni, diciamo, belli della Naia. E la caserma Montegrappa riviverà grazie a voi e grazie anche ad altri progetti che dovrebbero farla diventare nei prossimi anni un centro che contiene molte cose, ma fondamentale che ci sia la palazzina alpina. Sì, dovrebbe ospitare un po' tutte diciamo, tutti... Le forze dell'ordine? Sì, le forze, beh, a parte noi no, non cediamo le forze dell'ordine. No, le forze dell'ordine avranno nuovo, però voi avete la palazzina. Sì, noi abbiamo la palazzina dove entra la protezione civile, ci saranno posto per i donatori di sangue, per il giornale sul ponte, cioè per tutte le attività della sessione, diciamo che c'è anche adesso. Perfetto, anche come per altre cose il lavoro non manca. No, basta avere volontà. Salve, io sono Lidia. E io sono Stefania. Noi del Punto Ottico SRL aderiamo al servizio Affitasi Occhiali con altri 70 ottici in Italia, permettendovi di avere il nuovo occhiale pagando il 60% in meno e dopo un anno si hanno 3 possibilità. Restituire e quindi senza nessuna spesa chiudere il noleggio, riscattare, versare la differenza e diventare così proprietari dell'occhiale con una dilazione di pagamento effettiva di un anno. Oppure rinnovare, scegliendo una nuova montatura avendo così lenti sempre perfette. Basta compromessi tra qualità e spesa. L'attività alpina non si rivolge solamente al territorio, ha anche orizzonti molto più grandi, dove c'è bisogno intervengono gli alpini e non necessariamente nel raggio di pochi chilometri. Abbiamo sentito prima con la protezione civile, con i volontari che sono appena rientrati dalla provincia di Macerata, ma il cuore alpino batte anche dove c'è bisogno, oltre confine. Un progetto importante seguito dal gruppo alpini di Rossano riguarda l'Africa e nella fattispecie il Burundi. Siamo qua con il referente di questo progetto, Ferruccio Campagnolo. Allora, questo ponte con l'Africa com'è nato? È nato, e qui devo tornare indietro di 25 anni più o meno, quando abbiamo conosciuto i nostri amici alpini di Travagliato. Con gli alpini di Travagliato è nato subito amore, quasi si può dire, perché loro stavano costruendo la sede del Vomere, praticamente sarebbe una sede per disabili. E la stavano costruendo e avevano difficoltà e noi abbiamo cominciato ad aiutarli con aiuti economici e ogni anno loro ricevevano l'aiuto economico da parte nostra finché sono riusciti a terminarlo. Una volta terminato noi siamo partiti con la sede e loro si sono ricordati e ci hanno aiutato anche loro con del materiale e robe varie per fare per questa sede qua. Nel frattempo abbiamo risaldato l'amicizia con loro e lì ho conosciuto un certo Faita, che lui da qualche anno aveva cominciato ad andare giù in Burundi e veniva su ogni volta che tornava qua, perché ci troviamo 2 o 3 volte all'anno con gli amici di Travagliato, c'è proprio uno scambio praticamente bellissimo con loro. E da come che lui ha cominciato ad andare in Africa ci diceva se possiamo aiutarlo perché ha in mente di fare questo, ha in mente di fare quello, e ogni anno noi davamo un bel contributo che lui si portava in Africa. E continuava a dirmi dai che vieni giù anche tu, vieni giù anche tu, vieni giù, e finché 5 anni fa ho deciso di andare giù e sono andato a vedere, sono stato lì la prima volta 20 giorni, solo che pensi l'Africa, la vedi per televisione, la vedi, pensi che sia una cosa distaccata, una volta che sei là ti entra dentro. Lei non è il primo che lo dice, vuol dire che è proprio così. Addirittura ti vergogni di guardare. Loro vivono in un modo che ti vergogni di guardare, ti danno la mano. Ecco, stiamo vedendo una foto, hanno un modo particolare per stringersi la mano. Loro la stiamo vedendo. Sì. Loro hanno un modo particolare perché fino a 7 anni fa c'era la guerra civile tra di loro, i Vatussi con gli Hutu si sono scannati praticamente. E adesso quando si danno la mano mettono in mostra tutte e 2 le mani, sì che una prende là e l'altra, tutti e 2 così si danno la mano.
affinché non ci siano dubbi. Ecco, io sono andato giù e nel frattempo anche tramite l'amico di Travagliato, il nostro gemellato, avevo dato qualche macchina da falegnameria da mettere nel container, perché tra l'altro lui ha mandato giù qualcosa come 19 container. Quindi questa cosa è nata così. Adesso là è stata allestita una piccola falegnameria. Io sono andato giù e mi sono trovato con 2 neri, ho cominciato a insegnare a lavorare a loro. Ecco, il vostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo sarebbe quello di andare fuori dalle suore benedettine, fare una piccola falegnameria fuori, mettere dentro i 2 o 3 falegnami, insegnarli per 1 anno o 2 come si lavora, come si acquista il materiale, tutto quanto, perché loro non hanno. E dopo lasciare a loro che creino un indotto di lavoro lì, perché è inutile andare lì a mantenerli, bisogna portare lavoro perché altrimenti non vivono. Lì si figuri che dunque l'ultima volta sono stato giù, erano 6 mesi che non pioveva, e sì che è un territorio che ha acqua il Burundi, ci sono i fiumi che hanno sempre acqua, però loro ad esempio per andare a prendere l'acqua qualcuno ha anche 3 chilometri da fare. Bambini con la tanica sopra la testa oppure per mano che vanno a prendere, e l'acqua rossa. Sono lontani ma vicini a voi. Sì, infatti. Continuate voi. Mi dispiace solo che sono 2 anni di qua adesso che il presidente del Burundi aveva già fatto i 2 mandati, doveva dare le dimissioni. Invece ha voluto fare il terzo mandato, ha fatto cambiare la Costituzione, facendo cambiare la Costituzione gli avversari non sono più andati a votare e adesso c'è una specie di mezza guerra civile, insomma gli avversari politici stanno sparendo tutti. Comunque attendendo tempi migliori il vostro progetto va avanti. Infatti noi abbiamo il container fermo a Brescia del nostro amico lì e dentro ci sono un sacco di macchine da falegnameria da mandare giù e sono lì ferme. Ecco, vedete cosa vuol dire anche l'alpinità, vuol dire anche questo. Da Ferruccio Campagnolo a Luigino Campagnolo, che invece è il presidente dei combattenti reduci di Rossano Veneto. Ecco, combattenti reduci è un nome importante, cosa fate voi come combattenti reduci? Intanto dobbiamo dire come siamo partiti, perché come siete partiti? Quando sento parola combattente, non avendo neanche visto la guerra, soltanto sentito parlare, mi viene un po' da sorridere, però siamo partiti come un gruppo, adesso siamo un gruppo di giovani, perché c'erano i combattenti, c'era un grande presidente, che lui aveva la sua età, non sapeva come fare, perché li avevano tutti anziani. Facciamo il nome? Baron, Sebastiano Baron, che adesso non c'è più. E ha detto: venite a Redo un po' voi che siete più giovani, potete fare qualcosa, sei matto, cosa vogliamo fare noi là? Però pensandoci bene, sempre con lo spirito alpino, dico, ma se sono tutti anziani, e noi cosa dobbiamo? Lasciare morire i combattenti perché loro sono anziani? Siamo entrati, siamo nati lì, siamo su, insomma, ecco, abbiamo fatto. Adesso stiamo portando avanti, siamo in 120 iscritti, facciamo memoria ai giovani, quello che possiamo, anche come adesso l'ultimo 4 novembre nelle scuole, andiamo quando ci sono manifestazioni e noi possiamo portare quello che ci hanno raccontato i nostri padri, i nostri nonni, quello che abbiamo letto nei libri, studiato, però abbiamo ancora 6 combattenti reduci che anche solo andare a trovare, parlare con loro è molto importante, si sentono veramente, per loro contare tutta la storia ci mettono 2 ore, però è come rivivere 20 anni quando avevano 20 anni. Noi facciamo questo, siamo, diciamo, come gruppo, non è che abbiamo la sede a Rossano proprio in centro, ma non è che facciamo tante altre attività, siamo tutti legati, chi alla protezione civile, chi agli alpini, aiutiamo un po' tutti i gruppi, insomma. Ecco. Quindi voi fortunatamente non avete combattuto, ma siete combattenti comunque. Comunque combattenti, perché dobbiamo combattere contro tutti, anche con le molli, quando sei sempre fuori, e quella è importante anche quello. Perché se uno esce e va fuori che è soddisfatto, lavora anche tranquillo, se no, se sa quando arriva a casa prende qualche parola in più, allora qualche sera rinuncia, invece noi no, noi andiamo giù a testa bassa, ma perché siamo anche alpini soprattutto, ecco. E questo naturalmente è un'affermazione che va sottolineata, quindi alpini di nome e di fatto. Io vorrei concludere, grazie Luigino, col capogruppo.
Antonio, allora abbiamo fatto un po' velocemente il percorso delle vostre attività. Diciamo che ogni volta si scopre quante cose fanno gli alpini, che magari sappiamo o anche non sappiamo, insomma. Esatto, comunque se mi permette, perché qui manca una persona, manca la Morena Martini, il nostro sindaco, che mi ha chiamato, non ha potuto partecipare per motivi familiari, e mando il suo saluto, suo e anche dell'amministrazione comunale. Per quel che riguarda la domanda che mi ha fatto, guardi, io faccio capogruppo, spero di continuare a farlo, lo sento dentro, e quando vedo i miei collaboratori, il mio direttivo mi dà forza, mi dà coraggio e di andare avanti e di far sempre di più. Spero che la collaborazione che c'è tra di noi, tra i donatori, l'AIDO, la protezione civile, i combattenti e tutti quanti, sia sempre più forte, in modo che possiamo fare grandi cose, tutti quanti assieme. È bello sentire queste parole, perché non sono parole di circostanza, sono parole sentite, perché ascoltando i suoi collaboratori ognuno dà il meglio di sé, vero? Esatto, veramente, è giusto. E questo è un altro tassello del grande mosaico che si chiama Mondo degli Alpini. Grazie a tutti i nostri amici del gruppo Alpini Tenente Cecchere di Rossano Veneto, in bocca al lupo per le vostre attività, compreso il presidente a Casa di Riposo, ai donatori di sangue, AIDO, al centro alpino, donatori di sangue li ho già detti, adesso magari mi dimentico qualcosa, ecco, sapevo io che c'era la protezione civile. Grazie a tutti per la vostra presenza, per la vostra testimonianza. Noi continueremo questo viaggio televisivo di volta in volta, come qui a Rossano, a scoprire che cosa nasconde una penna nera al di là del cappello. Quante cose sono da scoprire. Grazie ancora e alla prossima. Salve, io sono Lidia. E io sono Stefania. Noi del Punto Ottico SRL aderiamo al servizio Affitasi Occhiali con altri 70 ottici in Italia, permettendovi di avere il nuovo occhiale pagando il 60% in meno, e dopo un anno si hanno 3 possibilità. Restituire, e quindi senza nessuna spesa chiudere il noleggio. Riscattare, versare la differenza e diventare così proprietari dell'occhiale, con una dilazione di pagamento effettiva di 1 anno. Oppure rinnovare, scegliendo una nuova montatura, avendo così lenti sempre perfette. Basta compromessi tra qualità e spesa.